Lei oggi è qui in rappresentanza di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Dal vostro punto di vista, l'apprendistato duale quanto dovrebbe essere maggiormente incentivato tra le scuole anche in un'ottica di assunzioni future presso le imprese del territorio? Sì, la sfida dell'apprendistato duale dovrebbe essere assolutamente raccolta maggiormente ed è uno strumento fondamentale per noi per metterci in contatto soprattutto con ragazzi molto giovani, spesso anche minorenni, 17-18 anni, che stanno completando il loro percorso di studi. Ovviamente parliamo più di scuole professionali. Se un maggior numero di istituti scolastici del territorio, già ce ne sono tanti a Treviso grazie anche alle collaborazioni che abbiamo messo in piedi, lo offrono, ma se ulteriori istituti scolastici, pensiamo magari anche agli istituti tecnici, cominciassero ad offrirlo nel loro percorso, sicuramente riusciremo ad avere un numero maggiore di contatti, di studenti che possono avvicinarsi alle nostre aziende e potremo sicuramente garantire più specializzazione, più presenza di nuovi lavoratori di cui c'è ancora molta esigenza, anche perché abbiamo una titolarità di azienda che oramai ha una certa età e c'è bisogno assolutamente di ricambio generazionale. Questa è una delle ricette da favorire.